Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi andiamo a vedere quella che è secondo Carlsen, ossia il più forte giocatore al mondo vivente, l'apertura migliore da principianti. Ebbene sì, Carlsen ha realizzato da poco un video dove spiega qual è secondo lui l'apertura migliore che possa giocare un giocatore alle prime armi e adesso l'andremo a vedere e la commenteremo. Intanto vi ricordo che dal 20 di questo mese, 20 di agosto, partirà la promo di Ferragosto su Matto Scacco, quindi rimanete aggiornati, vi lascio anche un link per lasciare i vostri contatti così vi arriverà l'email quando ci sarà la promo attiva, ma adesso partiamo subito e andiamo a vedere. La migliore apertura è E4, forse quella che abbiamo imparato tutti quando abbiamo imparato a giocare a scacchi e il più delle volte il nostro avversario ci va a seguire. Dopodiché che cosa fare? Carlsen consiglia di uscire con la donna in H5. Out your queen and you attack this pawn. Che è un po' l'apertura che faceva lo stesso Napoleone Bonaparte. Perché? Perché questa è un'apertura molto tricky, poiché il giocatore inesperto spesso ha la tendenza ad attaccare la regina. Quindi vede la regina qui, non si fa troppe domande e ha la tendenza, magari, se siamo fortunati, che ci gioca G6. Opponent might play this move, threatening your queen. Il problema di una mossa come G6 è vero che attacca la regina, ma il nostro vero obiettivo d'attacco sin dall'inizio era il pedone in E5, quindi grazie a questa mossa, scacco, attacco doppio si chiama questa mossa, lui si deve parare con qualsiasi pezzo e qui perde subito una torre. Ora, You get a rook. And isn't that a fantastic start to the game? la partita magari si complica un attimino perché ci arriva uno scacco anche a noi, ma devo dire che è piuttosto semplice da gestire perché siamo in vantaggio di una torre e sappiamo che a scacchi il vantaggio di materiale è importantissimo. Tuttavia non è detto che vada sempre così. Che cos'altro ci può capitare? Beh, può capitare che magari il nostro avversario ci voglia scacciare la regina con il cavallo e qui arriva sempre donna per E5. Scacco e siamo in vantaggio di un pedone. Andiamo a vedere altre situazioni, una situazione in cui il nostro avversario si rende subito conto che il pedone in E5 è sotto minaccia e quindi gioca cavallo C6 per tenere questo pedone. E secondo Carlsen qual è ora l'uscita migliore? Semplicemente, proprio come il matto del barbiere, alfiere C4. Si va a creare una cooperazione di questi due pezzi sul punto debole in F7 e qui non è facile per il nero se ha le prime armi, potrebbe pensare di giocare un'altra volta a cavallo F6. Want to develop a knight, attack your queen. But there we go. That is a checkmate. Ma questa mossa porta inevitabilmente al matto in una mossa dopo regina in F7. Ricordiamoci che la regina non può essere catturata dal re poiché è supportata dal cecchino in C4. Ma qual è allora la risposta giusta? Supponiamo che il nero si renda conto di tutto, la risposta qui giusta è pedone G6. Ma grazie a pedone G6 che ci attacca la regina, noi non abbiamo ancora finito i nostri assi nella manica, ma abbiamo una ritirata di donna in F3 con un'altra volta minaccia di matto in una. Ora, qui ovviamente se il nostro avversario gioca una qualsiasi altra mossa, non so, sparo, alfiere G7, arriva sempre il matto in una. Se invece gioca una mossa corretta come cavallo F6 sviluppando un pezzo ed evitando che la regina possa attaccare su F7, la migliore continuazione secondo Carlsen è cavallo in E2. Start developing your other pieces. Bring out the knight, bring out the pawn. E in effetti cavallo in E2 impedisce ovviamente entrate di cavallo, poiché queste entrate di cavallo ovviamente creano qualche problema. C'è la possibilità di entrata di cavallo in B4, ma c'è donna B3 che tiene C2 e attacca anche in F7. In più il cavallo libera lo spazio per l'arrocco e se andate a vedere e analizzare le partite di Carlsen, spesso questo è il setup che mette lui. Diciamo che ha portato alla ribalta un'apertura che fanno i principianti, che già i giocatori intermedi scartano a priori, ma lui che è stato campione del mondo per tanti anni ed è ancora oggi il giocatore più forte sulla scacchiera, di tanto in tanto si diverte ad aprire con questa apertura, quindi totalmente errata non è. E se andiamo a vedere la valutazione del motore, il motore dà leggerissimissimissimo vantaggio del nero, ma veramente impercettibile, e quindi perché no? Questa apertura a quanto pare sembra veramente giocabile. Ragazzi, questa
è quello che consiglia Carsten. Ovviamente poi ognuno troverà il suo stile di gioco, ognuno troverà quello che vuole, c'è il giocatore che gli piacciono le cose un pochettino più tricky, le cose un pochettino più aggressive, c'è il giocatore che gli piacciono quelle più difensive, ognuno poi adatterà il proprio stile di gioco al proprio carattere, perché gli scacchi rappresentano alla grande il proprio carattere. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere con un commento qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!